Allora, stiamo parlando di coibentazione degli immobili, abbiamo visto quanto sono importanti anche gli impianti, la tipologia di materiali. Torneremo sulla tipologia di materiali impiegati perché su questo ci hanno fatto diverse domande e tanti non sono così entusiasti e felici dei cappotti. Cappotti, cosa hanno questi cappotti? Qui sentiamo tante incertezze, tanti punti di domanda. Io affermo con certezza invece che quest'anno 2024 Repac si è presa una grande responsabilità e uso questo termine zoom perché è una cosa che ci accomuna un po' a tutti quanti. Anch'io quando leggo qualche libro e mi trovo in qualche foto che magari non la vedo bene, cerco con le dita, no, di zoomarla, quindi è un termine che mi piace. Questo termine qua lo associo al nostro grande progetto di quest'anno che è la sostenibilità del nostro materiale. Infatti il nostro slogan che vedete... Qual è il materiale? Spieghiamolo. Il polistirene espanso, che tutti quanti che è quello che ci segue, ci accompagna, ci ama da 24 anni. Repac ama il polistirene e il polistirene ama noi. Insomma, ma l'ambiente lo ama sto bravo, cerchiamo adesso, vogliamo sempre più essere amici del nostro ambiente. Come? Beh, si possono fare tante cose. In primis noi abbiamo già cominciato a usare la materia prima sostenibile, quindi ricavata dal riciclaggio. I fattori CAM che li vedete adesso sempre più blasonati. Cosa sono? Bravissimo, i criteri ambientali minimi. Cosa sono? Vuol dire che nella nostra materia prima usiamo il 15% di materiale riciclato per produrre materiale vergine. Il polistirene espanso, che ricopre più dell'80% del mercato, è prodotto dal 98% di aria e acqua, non ha gas nocivi. Pensate che i pontili sulle darsene sono fatti di polistirene, in gergo polistirolo. Questo prodotto qua oggi ha un grandissimo riciclabilità perché intanto abbiamo unito delle partnership con tantissime aziende che ritirano il polistirolo. Ma perché allora tutti puntano il dito, mi immagino così anche senza farlo, lo pensava, lo sapeva lei questa cosa qua? Del CAM? No, del CAM, che il polistirolo è ecologico, in qualcosa sostenibile. Beh, poi bisogna dare... Io sono un esperto di finestre. Cioè una persona non addetta ai lavori... Non adesso per dire, no, la lana di roccia tanta amata dagli architetti, dai tecnici. Bene, una volta che dobbiamo smaltirla, non esiste smaltimento per la lana di roccia. Mentre per il poliuretano ancora è espanso con gas nocivi, ancora oggi. Quindi noi ne parliamo tanto, ma alla fine, costo-benefici, il nostro magnifico polistirene espanso, che vogliamo sempre di più, che l'ambiente lo ami e l'EPS ami il nostro ambiente. Dice non è così dannoso. Ma... No, non lo è perché se quando lo riporti da aziende tipo Repac, noi lo riimpieghiamo in sottofondi, quindi lo diamo a chi fa gli alleggeriti, i sottofondi, le palline. Però nella casa, io sto parlando isolamento, provoca delle ripercussioni, perché alcuni che hanno provato ad avere questi benedetti cappotti riscontrano tanta umidità, perché poi girerò la domanda anche energetica, nelle ristrutturazioni importanti, col 110 se ne sono state tantissime, non ti mettono il riciclo, il rigiro di aria, quello che è indispensabile, perché non è possibile metterlo, per cui l'umidità, l'aria, quello che si diceva ti resta dentro. Dopo prego. Qui parliamo di isolamento termico. Quindi noi dobbiamo isolare il nostro edificio, poi la gestione dell'umidità interna, del riscaldamento e via, viene affidato all'impianto corretto, ma poi c'è un'altra cosa, è abituare le persone a viverci in queste strutture coibentate perché sono abituati a vivere in strutture con la stufa a pellet, con il camino, ok? Quindi mettono su il pellet e fanno caldo istantaneamente, ma sono case che disperdono, quindi sicuramente non creano umidità lì non disperdono, interna. quindi te soffri. Bravissima, ma quando vai a coibentare delle case, serramenti di livello importante, strutture importanti, progettisti che vanno comunque oggi a determinare delle valori termici su strutture importanti, quindi andiamo ad oggi su K termici di 0,18, 0,15 di trasmittanza. Cosa succede?
succede che tutto il calore, l'umidità prodotta, diceva Callegaro prima, rimane dentro, quindi dobbiamo comunque evacuarla, toglierla. Come? Con le VMC, con le macchine che vanno a eliminare la condensa interna. Vorrei rispondere, no, a varie provocazioni che vedete in TV, Report, Rai 3 e tante altre, no? Vabbè, sì, no, l'ho vista proprio, no? Quindi abbiamo visto questo edificio bellissimo fatto con il cappotto in polistirene espanso a prendere fuoco. Guardate, oggi ho portato un accendino, quindi un fuoco. Attenzione, dov'è che mi inquadrate? Eccolo. Il polistirene espanso, guardate, guardate, eccolo qua. Questo è cosa succede al polistirene espanso EPS autoestinguente, però, vero? Quindi che non viene speculato, quindi la speculazione sul mondo edile, che non viene acquistato il corretto materiale per il corretto impiego, è chiaro che, ripeto ancora la prova, eccolo qua, quindi questo non propaga incendio. Il polistirene espanso, pensate che immerso nell'acqua un anno assorbe l'1%, è impermeabile all'aria, ma permeabile impermeabile all'acqua, ma permeabile all'aria, ha una MU di 30-40, quindi quando parliamo di traspirabilità questo può essere paragonato a un freno al vapore, quindi sulla tanto blasonato polistirene che prende fuoco non è vero. Dipende se viene dato il prodotto giusto e non speculato in acquisto da costruttori, da quant'altro, da appalti pubblici, no? Quindi, e viene preso l'appalto a chi costa meno, parlavamo prima del quanto costa, quindi il costa meno sì, fino a un certo punto. Ecco, una parentesi, per chi magari ha visto adesso Repag, che è un'azienda che produce il polistirene espanso che parlo, sul mondo degli isolamenti termici, quindi anche tutte i fregi per abbellire le case, gli isolamenti a cappotto e anche tutto il mondo degli imballaggi. Parlando di polistirene, tutto il pesce, tutto il fresco viaggia su casse di EPS. No, ma questo infatti, questo guarda un altro argomento. Casse di EPS, tutto il fresco. Sì, ma infatti questo lo sappiamo, è un dato di fatto. Però accennato a questo discorso, come si fa a garantire questo ricircolo d'aria e poi che costi ha, perché giustamente alcuni mi tocca tenere sempre accesa l'energia elettrica in funzione, anche quando sono via un mese o ci sono persone anziane che ci hanno scritto, io passo 3 mesi in altre realtà più calde, la mia casa la sigillo, la chiudo, però poi torno e mi trovo... A questa provocazione rispondo in questa maniera. Spesso e volentieri quando si parte con una riqualificazione di uno stabile magari datato, di solito case datate hanno 2,90 m di altezza, più o meno. Stesso vale per appartamenti in centro e via dicendo. La prima cosa che pensano è demoliamo tutti i pavimenti. Proprio entriamo dentro una grande demolizione perché dobbiamo fare l'impianto a pavimento. Io dico che intanto si potrebbe pensare dell'altro, visto che abbiamo 2,90 m di altezza, possiamo abbassare questi 2,90 a 2,70 m e fare anche un vano tecnico dove posso fare N tipologie di impianti, elettrico, idraulico e via dicendo, senza demolire niente a terra. Quindi già questo fa economia di spesa, afferrare un'idea intelligente di questo tipo. Cosa faccio su questo controsoffitto? Faccio un soffitto radiante, che vuol dire capovolgere la soluzione. Se andiamo a fare 4 conteggi, conviene, certo, molto di più di quello che pensiamo che fare un pavimento radiante demolendo tutto, perché io dopo devo mantenere le quote se ci sto, e se no mi devo alzare, ma devo alzare tutte le porte, tutte le finestre, tutti i davanzali e quindi non ci stiamo. Su questo vano tecnico che io vado ad abbassare, cosa posso fare? Posso fare un impianto di ventilazione meccanica. Quindi sarebbe doveroso prevederlo alla luce di quanto
certo. si esposta. Però non è che io... Però non sempre ci sono questi spazi tecnici, perché nei alcuni condomini, e quello è il problema. Qua Perché come spazi tecnici, allora ci sono tante case hanno il soffitto basso, c'è poco da fare, certo. Sono anche degli anni 80, 90, 2000. C'è la possibilità di intervenire con delle unità di ventilazione meccanica puntuale, una stanza per stanza, e ad andare ad inserire. Qua si apre un mercato, c'è chi in un foro da 160 dice che è un'unità di ventilazione meccanica senza nessun recupero, a mio avviso è un foro nel muro e niente di più. Noi vendiamo robe che sono proprio a recupero energetico, a flusso incrociato, certificate anche Passive House, e dopodiché, come Repac anche propone, all'interno del cassero, del serramento e via dicendo. Quindi le tipologie ci sono e possiamo andare ad analizzare cosa manca. A mio avviso manca che ci sia una buona consulenza all'inizio dei lavori. Allora andiamo Manca una buona... No, però la buona consulenza non viene in maniera trasversale, certo. semplicemente dalle buone capacità che potrebbe avere un architetto, dalle buone capacità che potrebbe avere un'impresa. La buona consulenza viene fuori se ci sono tutte le competenze attorno al tavolo, perché l'impresa può vedere una cosa, l'architetto ne vede un'altra, chi si occupa di impianti ne vede un'altra ancora. Certo. Bene, il mix di queste cose è la soluzione. Quindi devi acquisire un metodo di lavoro. No, intanto parto e dopo vedo, non esiste. Ma chi adesso si è fatto, tante persone sono intervenute senza questo riciclo d'aria, quindi hanno messo serramenti efficientissimi, tetto rifatto, comunque coibentato, pareti, cappotti, eccetera. Che cosa può fare per far sì che la casa respiri? Non può più fare niente o si può intervenire anche successivamente? Può andare a visitare il nostro sito, che lo trova, ventilazione meccanica puntuale, e quindi che sono dei fori da 100 e si applica la macchinetta che fa il ricambio d'aria. Spieghiamo cosa serve il ricambio d'aria. Sì, e il rumore entra? Esatto. Perché dopo se metto tre vetri isolati al rumore, poi fa un buco. No, perché sono certificate Passive House e nella certificazione Passive House il parametro, uno dei tanti parametri, è anche la rumorosità acustica della macchina, esatto, ma anche l'influenza di questi fori che io faccio ad andare a peggiorare la situazione acustica visti i fori. Perché i primi costruttori sono due parametri che vengono presi in considerazione. Ma cosa serve un'unità di ventilazione meccanica? Serve a migliorare la qualità dell'aria, serve a stare meglio rispetto a prima. Perché mio nonno o mio papà, oppure anch'io, perché io abito in una casa che ha 60 anni e ha i cassonetti non isolati. Il mio punto di ricambio d'aria è esattamente quel cassonetto, lo spiffero, che non sono andato ad eliminarlo. Adesso che noi abbiamo eliminato tutti gli spifferi e non c'è più un ricambio d'aria tra l'interno e l'esterno, provate a dormire due persone nella stessa camera in una notte e svegliatevi al mattino e andate a non misurare con dei misuratori, che possiamo anche farlo, ma dovete ascoltarvi nel percepire qual è la sensazione di pesantezza con cui vi state svegliando. Questo è perché io posso anche non avere la muffa in casa. Sì, però la qualità dell'aria... Posso avere però una qualità dell'aria che è pessima. Certo. Quindi isolare fa del bene? Sì. Isolare troppo fa del meglio? Sì. E abbiamo creato un altro problema, che è quella della qualità dell'aria, che non è un problema da sottovalutare, anzi da considerare molto. Perché? Perché se no la gente cosa deve fare? Ma io apro le finestre al mattino, sì. Le apro alla sera, no, un'oretta. La normativa prevede che tu ogni 2 ore le devi aprire un'ora. Mamma mia, vabbè, quindi è chiaro, chiarissimo. Quindi o la fai meccanicamente con un attrezzo, certo. O se no ogni 2 ore ti svegli certo. e apri la finestra.
manca pochissimi minuti, devo ancora chiedere la sicurezza e poi devo chiedere, ma soprattutto i materiali, ci hanno chiesto tanti, ma è possibile costruire ex novo, innanzitutto demolire e ricostruire con dei materiali performanti, ci sono o no? Cioè bisogna ricorrere necessariamente al cappotto anche nell'ex novo? Ma ci sono le tecnologie, ci sono tutte, certo che anche noi privilegiamo le murature massive per esempio. No? Che vuol dire, traduciamo? Dei mattoni che fanno sia struttura, anche se in realtà la struttura viene data al cemento armato, però per far capire, un mattone che fa sia struttura e sia isolamento termico. Quindi sono nuovi, non sono di vecchi mattoni, insomma. Sì, esatto, sì, sì. Poi ci sono tanti anche mattoni cassero, blocchi cassero, li chiamano, insomma, ci sono tantissimi. Demolire, tanti ci hanno chiesto, demolire e ricostruire, conviene? Molte volte sì, costa molto meno, su certi tipi di ristrutturazione costa molto meno. Che non ristrutturare una casa? Che non ristrutturare, certo. È l'impresa stessa che si occupa della demolizione, cioè vi occupate voi della demolizione? Certo, dal progetto alla realizzazione, e sicuramente è uno degli aspetti su ristrutturazioni pesanti, questo è un aspetto che va valutato per primo. Molti clienti che vengono da noi infatti che non lo prendono neanche in considerazione la demolizione, molte volte dimostrando ovviamente l'economicità e anche la qualità dell'intervento tramite la demolizione e la ricostruzione, sono rimasti sorpresi e hanno scelto questa strada. Insomma. Ma nella ricostruzione è possibile dare al cliente una casa come quelle che sono viste nelle foto, che sono piaciute tanto ai nostri telespettatori, quindi non il modello anni 70 che magari c'era prima, ma diversa, o bisogna rispettare la metratura, la cubatura preesistente, le altezze? Il nostro architetto, per esempio, insomma, si occupa anche di questo. No, nei nostri progetti è riuscito a prendere questi volumi con i limiti delle distanze, poi insomma è la bravura, insomma, la capacità dell'architetto di riuscire non sempre insomma, è necessario demolire, ricostruire, si dice demolizione fedele ricostruzione, no? Sono tantissimi modi, poi bisogna vedere. Grazie. Siamo proprio in chiusura, per cui però io devo chiedere la sicurezza perché ce l'hanno fatta talmente tanti telespettatori nelle varie puntate, forse non è stata data la risposta che si aspettavano. Ci dica. Queste bellissime finestre. La sicurezza nella finestra, cioè la finestra comunque è un elemento d'arredamento, fa passare la luce, fa passare l'aria quando è aperta, per cui intervenire nella sicurezza della finestra, magari è troppo tardi, si deve proteggere la finestra magari con dei sensori perimetrali esterni e creare delle barriere prima che il tentativo di furto o il ladro arrivi alla finestra. Per cui... Ma l'antisfondamento, tipo questa cosa qui, è una parete praticamente questa, bellissima. Sì, però... il vetro qui viene dimensionato in funzione della dimensione, per cui la stratigrafia del vetro è dimensionata in base alla dimensione che deve avere e questo tipo di vetro è sufficientemente strutturato per supportare questa dimensione. Poi se un ladro arriva con una pistola che spara tutti i proiettili, probabilmente lo sfonderà. La differenza nella sicurezza è magari lo spessore che può essere aumentato, però l'intelligenza è bloccare prima il tentativo, per cui sensori perimetrali. Chiaro. Ecco. Una parete del genere comunque rispetto al muro lascia passare un po' più di aria calda e fredda, giusto? Beh, certo, però non si deve vivere in un carcere, si deve creare il benessere abitativo, per cui ecco perché esistono. Infatti toccare il benessere abitativo, questo è fondamentale. Quindi la luce comunque può dare delle garanzie anche di risparmio energetico, tra l'altro, no? Nell'insieme. Sì, cioè, bisogna vivere bene in questa vita, è un'unica occasione che abbiamo, per cui un po' di vetro magari lo possiamo mettere. Bellissima questa battuta di chiusura, si vive una volta sola, bisogna almeno pensare di poter vivere bene. Allora, siamo in chiusura del nostro appuntamento, abbiamo parlato di tantissimi temi, quindi invito voi telespettatori a guardare le altre puntate sul web che sono presenti, perché veramente potete farvi un quadro generale di cosa bisognerebbe sapere oppure a chi rivolgersi per avere una consulenza, per non commettere errori in quella che è la scelta della propria vita. Giustamente è un investimento importante. La battuta di chiusura, architetto, la lascio a lei, la chiosa finale, pochi secondi. Di avere la pazienza di confrontarsi, che secondo noi... Darsi il tempo anche. Darsi il tempo, avere proprio la voglia di sapere anche che
il nostro modo di agire è quello di cercare di trovare una soluzione su misura per le persone, perché noi non siamo dei marziani, viviamo anche noi in questa società, sappiamo quali sono le difficoltà, che sono le stesse che viviamo anche noi per altri aspetti, e che quindi ogni cosa è possibile, basta che da parte del committente ipotetico, cioè i nostri telespettatori, ci sia anche l'onestà di sapere che se io ho questi soldi posso fare questo. Questa è la cosa più importante, perché noi siamo vittime di questa economia che ci batte in testa, che tutto è possibile, tutto possiamo prendere, e poi quando ci capita ci rendiamo conto di non avere potere d'acquisto. Però le cose si possono fare un po' su misura. Le cose si possono fare con il tempo, con la pazienza soprattutto, e prendersi il tempo, come dice spesso Callegaro, no? Sì. Cioè, non è detto che dobbiamo fare tutto e subito, probabilmente una certa generazione è stata cresciuta così. Sì, infatti. Stiamo ritornando indietro. Sì. E poi velocissimo perché siamo in chiusura. Lancio un invito: abitare meglio consumando meno. Repac vi aspetta al Clubhouse a Bolzano dal 30 al 2 febbraio. Se volete vi aspettiamo a braccia aperte. È vero che c'è proprio dedicato anche all'abitazione. Allora io ringrazio l'architetto Ivan Jobs-Rebitzer, progettista e coordinatore gruppo tecnico Callegaro Costruzioni, per il suo contributo, per averci anche introdotto alcune tematiche anche ideologiche che comunque ci stanno. Abbiamo parlato di tanti temi nel corso dei nostri appuntamenti. Marco Callegaro, amministratore Callegaro Costruzioni, per averci aiutato a comprendere anche l'importanza del costruire in un certo modo e rivedere la concezione stessa della casa. Questo è anche molto molto importante, quindi grazie anche al suo contributo. Grazie. Alberto Malerba, consulente infissi e anche titolare di Malerba Infissi. Case belle, ariose, spaziose, belle che possano piacere, ma anche sicure e confortevoli a seconda delle esigenze, anche lì stare attenti alle esigenze. Raffaele Fantin, tecnico commerciale Energetica SRL, il cuore, la mente della casa effettivamente sono importanti. E non solo, dovevamo rispondere della geotermia. Della geotermia, sì o no? Sì, sempre, tutta la vita. Tutta la vita, ecco. E qui naturalmente... Dobbiamo lanciare proprio... Non c'è di più grande, una grande batteria della temperatura della terra, è inesauribile. Ecco, invito i nostri telespettatori, che ho capito che sono anche addetti ai lavori, cioè se ne intendono dalle domande che ci avete, dalle osservazioni che avete fatto, ci avete lasciato, andate direttamente da Energetica, confrontatevi e quindi capirete meglio anche nel dettaglio, perché certe cose sono talmente tecniche e specifiche che non possiamo parlare anche in trasmissione. Quindi c'è Energetica, come diceva anche Enrico Scapochin, c'è anche Repac che può darvi delle soluzioni, quindi grazie per averci parlato anche di soluzioni estetiche molto carine, molto piacevoli, e poi la coibentazione con i vari sistemi, quindi ne abbiamo parlato. Grazie anche a voi cari telespettatori, questo ciclo intanto si è chiuso, magari ne affronteremo anche da altri su questi temi perché sono molto importanti e vediamo che c'è anche la vostra attenzione. Vi lascio la pubblicità, noi ci ritroviamo dopo per un'ultima parte della nostra trasmissione. Buon proseguimento e grazie ai nostri ospiti.